lavoro in nero a ormai casa. eccoci qua. Allora, torniamo un po' a noi. Le ridò la parola, però volevo parlare anche Giuliano Secco, perché Certo. così tutti e tre, insomma, che è presidente della Federazione Moda di Confartigianato Imprese del Veneto. Anche a lei faccio la medesima domanda, poi ci riprendiamo perché avevo lasciato in sospeso la questione dell'incontro, ma questo è il clou della trasmissione con l'assessore. Lei è un imprenditore, di che cosa si occupa? Ci spieghi anche là la sua realtà aziendale, come hanno fatto i suoi colleghi. Allora io ho un'attività di confezioni, facciamo rifiniture dei capi, cioè portiamo a termine la rifinitura dei capi, ho 13 dipendenti, noi siamo dopo 3 in famiglia e lavoriamo per firme, lavoriamo per grandi marchi. Quindi vi arriva come? Vi arriva il capo? Mi arriva il capo o da confezionare o da rifinire, accessori, di maglieria. Ma anche vestiti di jersey adesso. Comunque parliamo sempre di maglieria e a fine di maglieria, cotone. Completarlo o dobbiamo confezionarlo, completarlo, fare le rifiniture, non so, le zip, i bottoni, le borchie, perfetto, le toppe, tutto quanto. I buchi anche, rimandare i buchi. E questi abiti arrivano comunque da tutto il mondo? Da tutto il mondo, arrivano dall'Italia, che dopo vanno esportati in tutto il mondo. Specialmente lavoriamo per firme francesi, come perché sappiamo diceva. che tante firme lo producono in canicatie e poi fanno fare il giro del mondo ai capi. Noi invece produciamo perché adesso vogliono Made in Italy e producono, iniziano a produrre anche un po' in Italia. Il problema è sempre, sono gli stessi problemi che hanno detto loro, il costo che non ci viene riconosciuto come un Made in Italy, cioè noi purtroppo per la burocrazia abbiamo dei costi molto elevati rispetto all'estero, quindi fanno fatica, evidentemente perché i nostri committenti dopo, come diceva Bottoli, fanno fatica a vendere perché già loro hanno dei carichi molto enormi li abbiamo anche noi, quindi diciamo che un prodotto che si posiziona ad alto livello con alti costi preferiscono farlo all'estero che non farlo in Italia per via sempre di queste problematiche. Questo è un dato accertato. Ma è un danno enorme per le è un danno enorme, sì. Preferiscono che noi lasciamo a casa le ragazze in cassa integrazione, con tutti quei soldi che sono stati spesi negli ultimi 10 anni di cassa integrazione, secondo me abbassavano il costo del lavoro di parecchio. Un sistema, secondo quel sistema io lo porto sempre avanti da molto, se tutto quel lavoro in nero, tutto quanto quella contraffazione, lavoro di laboratori che non rispettano le regole, anche lì ci sarebbero degli introiti non da poco, che servirebbero tutti sempre ad abbassare i costi di lavoro, perché sono convinto che se la tassazione fosse uguale per tutti e mirata, che tutti la pagano, abbasseremo di molto il livello del prelievo fiscale. E dopo abbiamo la burocrazia che è una scure pesantissima, burocrazia in tutti i sensi, cioè ci pesa molto nel nostro costo e purtroppo noi come contoterzisti, io parlo da contoterzista, il 95% delle nostre spese è la manodopera dei dipendenti, non abbiamo costo di materiali, noi abbiamo il costo manodopera, la manodopera in Italia costa parecchio. Per la burocrazia e per il sistema. Rispetto che all'estero, le aziende all'estero. Rispetto, basta guardare la Germania, che noi siamo in comunità europea assieme alla Germania, il dipendente prende 40-50% in più in Germania, però costa anche il 40-50% in meno all'azienda italiana, all'azienda tedesca. Quindi non riesco a capire dove sia questo gap, insomma. Anche voi avete difficoltà a trovare figure professionali, nel vostro caso anche molto artigianali, o no? Certo, perché il nostro investimento è sulla manodopera, non sulla macchina. La macchina si può cambiare, quello che manca a noi è la manodopera, la manualità che tanto vanno... Anche se parliamo di industria 4.0 c'è sempre. Vabbè, ma in Italia... quello che ci preme è la manualità, l'inventiva, il saper fare manualmente. Non è niente vero come scrivono sui giornali che il manifatturiero sta scomparendo. Se scomparevano quelle persone prima di adesso che hanno detto queste cose, forse salvavamo l'Italia meglio. Quindi non scompare fisicamente, io dico scomparire nella produzione in Italia, mi raccomando. Perché? Perché abbiamo perso la manualità, perché io mi ricordo 14-15 anni fa quando abbiamo fatto una riunione qui presidi, i presidi dicevano degli istituti tecnici che tutti quanti volevano da fare i licei, perché, come diceva Bottoli prima, perché? Perché io non mando a scuola un mio figlio se leggo nei giornali delocalizziamo in Cina, delocalizziamo in Romania, delocalizziamo in Tunisia, ognuno mandava fuori a scuola. Quindi è successo che cosa? Che i giovani non sono più venuti, noi abbiamo donne, non sono più venute a lavorare da noi, quindi manca quel passaggio e adesso non abbiamo più personale da assumere. In più il personale, se tu vuoi formare una persona giovane, un apprendista, ti costa
uguale perché non è che diminuiscono i costi, devi avere una persona che insegna, quindi perde il lavoro, e le aziende attualmente non sono in grado di permettersi una cosa del genere, venendo da un periodo molto brutto che noi non abbiamo ancora finito di passare, ma un momento brutto che non ci permette di fare formazione ai dipendenti. Questo dobbiamo tener conto noi. Assolutamente. E ritorniamo adesso a questo discorso che voi come tavolo. Diciamo così, della moda avete chiesto un incontro istituzionale. Perché con la Regione e non magari con il Ministero, il Ministro, eccetera? Perché il nostro primo interlocutore comunque rimane la Regione. Resta come competenza la Regione. Come competenza resta la Regione, perché ci sembrava, visto che comunque in Veneto viene prodotto quasi il 20% del fatturato della moda in Italia, di avere già, voglio dire, un buon interlocutore nella Regione. Abbiamo scritto una lettera e ci siamo anche un po' stupiti anche noi, perché comunque l'assessore si è dimostrato velocissimo nel rispondere. Quando ci ha dato così la data, ci siamo presentati là, lei stessa ha le nostre stesse perplessità. Lei stessa è la prima che ci dice: avete ragione, neanch'io non riesco ad ottenere i nomi e cognomi di queste persone, a capire che cosa facevano, eccetera, perché ci andiamo a perdere in tutto un sistema di privacy, di uffici, eccetera, e quindi noi sappiamo che a signor X noi diamo questo assegno, punto. Se noi chiediamo all'INPS ma tu sai a chi stai dando questo assegno, l'INPS ti risponde: sì, lo so, ma non posso dirtelo. Ma non... È un serpente che si mangia contro gli interessi stessi anche della persona. Certo. Quindi noi abbiamo chiesto, da un certo punto di vista, quasi ci vergogniamo anche, una banalità: capire a chi vengono erogati questi soldi, perché tutto sommato riusciamo a capire chi sono queste persone e soprattutto anche quanto lontane le abbiamo da casa. Spesso e volentieri le abbiamo veramente vicino a casa, anche perché il Veneto a livello c'era un tessuto produttivo veramente molto florido, ci sono moltissime competenze che sono da un certo punto di vista chiuse in un cassetto, che si potrebbero ritirare fuori, e si potrebbero ritirare fuori rimettendole nel mercato, e quindi riuscirebbero ad essere, voglio dire, fonte anche di reddito per se stesse, per le loro famiglie e per il sistema, ma nel frattempo permetterebbero alle aziende in estrema difficoltà, perché molte non riescono a trovare personale, per tirare avanti, affinché con un altro passaggio riuscissimo a spiegare ai ragazzi che entrare in un'azienda artigiana comunque può anche essere innovativo, bello e, voglio dire, e anche proficuo dal punto di vista umano. Assolutamente, però i giovani piuttosto preferiscono farlo, se lo devono fare, non da dipendenti, ma aprendersi proprio la propria azienda, no? Adesso sempre meno, un po' di tempo fa sì, ma quelli che riescono a farlo lo fanno perché fanno lavori proprio manuali solitari. Cioè, me lo chiederei anche degli artigiani, perché ci sono anche... Sì, però non nel nostro settore, nel sistema moda ormai non c'è nessuno che apre più un laboratorio per le varie problematiche. È assurdo, perché sembrerebbe veramente... Questo è veramente l'assurdo, perché appunto per i problemi che abbiamo, problemi di far riconoscere il nostro valore, farci pagare il nostro valore, e dopo teniamo presente che abbiamo una concorrenza sleale a 360 gradi, qui laboratori clandestini, non sto a dire cinesi, ma penso sia sottinteso, qui laboratori che ci portano via il lavoro perché i nostri committenti trovano chi fa il lavoro nostro, non dico a metà, ma più di metà soldi in meno di noi, perché non pagando tasse, non pagando contributi possono stare nel mercato. Anche qui lo Stato dovrebbe intervenire, ma veramente forte, ne abbiamo da tutte le parti. Basta guardare il movimento di Mona in Trans che c'è a Prato, ma non solamente a Prato, perché ci ha meravigliato anche altre analisi che abbiamo fatto, anche in Lombardia, in Veneto, cioè milioni di euro che escono al giorno che vanno in Cina. Allora, questi sono soldi che mancano all'Italia, questi sono soldi e sono lavori che costringono lo Stato a recuperarli da noi. Cioè, quindi ci aumenta il costo del lavoro. Confindustria, voi avete un peso anche nel tavolo delle trattative con il governo da questo punto di vista? Penso di sì, insomma. Tutti dovremmo averlo, anche noi. Diciamo... ma congiuntamente ancora di più, certo. Però dico, caspita,
E invece niente. Guardi, no, non è niente, è che diciamo che Confindustria è una realtà composita di grandi imprese, di medie e di piccole imprese. Sappiamo che non sempre gli interessi della grande impresa collimano con quelli della media o piccola, che caratterizza soprattutto il Veneto in particolare. Però in questo caso stiamo parlando di abusivismo. Diciamo che rientriamo in un campo molto minato in cui c'è sempre una certa riluttanza a trovare delle soluzioni, perché sembra impossibile quando uno Stato ammette che esista una realtà come Prato, che non solo è in mano ai cinesi, ma si sa benissimo che è in mano a cinesi con l'80% di nero, così lo chiamano, quindi non è il nero di origine africana, è il nero di origine gialla, e lo Stato lo accetta, quindi non è Confindustria che può dire qualcosa, è lo Stato che è diventato lassista nei confronti di certe situazioni. Il male è che questa situazione, che potrebbe essere un bubbone o un cancro all'interno della società italiana, si sta diffondendo, perché come tutte le malattie poi si espande nel momento in cui lo Stato, come negli anni scorsi, ha seguito certi scandali, ha cominciato a mettere qualche occhio in più a Prato, si sono spostati nel Polesine e in altri luoghi, perché solo il fatto che l'autorità si presenta a questi laboratori, li chiude, li sigilla e gli stessi signori lo giorno stesso, neppure il giorno dopo, aprono nei capannoni accanto con le stesse persone, perché sono tutti prestanome, cioè non sta a me indicare queste cose, sono note e l'autorità dovrebbe farsene carico. Poi che sia anche difficile estirparle è altrettanto vero, però non è l'imprenditore o i rappresentanti dei imprenditori che possono agire. Vorrei tornare invece alla sua domanda iniziale sul discorso situazione nel suo complesso economica. Noi siamo effettivamente di fronte a una piccola ripresa, non grande come magari lei si aspettava, ma una piccola ripresa. Questa, dopo anni di grande crisi di tutto il comparto, crea questi problemi occupazionali che sono dovuti al fatto che anni di crisi hanno chiaramente costretto imprese grandi e piccole a ridurre al massimo gli organici, hanno fatto uscire dal mercato del lavoro molte persone e oggi questo accenno di ripresa trova difficoltà, anche perché nessuno sa quanto durerà, per cui non è che gli imprenditori grandi e piccoli possano investire grandi risorse su questa ripresa, perché devono capire se è basata su solide basi o se è una ripresa di argilla. Quindi c'è questo momento di grande difficoltà, c'è un po' di lavoro in più da fare e c'è difficoltà a realizzarlo. Questo è guardare il passato, noi qui siamo per guardare il futuro. La ricerca di collocamento del personale è proprio quella, non si è avuto il tempo e la possibilità di prendere nuove persone, fargli fare il lungo tirocinio, chiamiamolo, quindi oggi ci troviamo necessità di avere persone che già sappiano fare qualcosa e il fatto che ci siano in disoccupazione o in NASPI eccetera e non poterle trovare ci ha veramente sconvolto e credo che anche lei di fronte al fatto di sapere che ci sono liste di collocamento e queste non forniscono alle imprese nomi, cognomi e capacità professionali è una cosa che sembra impossibile, sembra fuori del mondo. Noi, quando l'abbiamo sottoposto all'assessore abbiamo trovato anche lei una grande sorpresa, pur anche sapendo perché adesso sono entrati in carico della regione, quindi sempre nel sociale, diciamo che il sociale paga delle persone, quindi ha degli esborsi non indifferenti e nel momento in cui potrebbero queste persone essere collocate, apriamo una parentesi, non è che sia facilissimo perché non abbiamo in Veneto delle zone di grande concentrazione produttiva, è molto disperso il tessuto imprenditore, per cui se anche c'è una rimagliatrice a Treviso non è che questa prenda la macchina e vada a Vittorio Veneto o vada a Follina, perché solo il costo delle cose, quindi non è poi facilissimo, però anche all'interno di un'area ristretta c'è questa difficoltà e il fatto della privacy ha veramente peggiorato, perché dietro lo schermo non posso perché c'è la privacy, si nascondono tantissime altre inefficienze, quindi quelli che oggi sono gli uffici del lavoro, che una volta erano ufficio collocamento o quant'altro si chiamassero, sono diventati degli uffici in cui ci sono liste di persone con solo nome e cognome, senza l'attività precedente, senza possibilità di essere chiamate per ordine chiaramente di personalità e non solo per ordine di iscrizione alla lista. Cioè la nostra proposta, che è stata recepita dall'assessore, è quella quanto prima di riuscire effettivamente a avere questi nominativi, metterli in una banca dati a cui si possa attingere a tempi brevi per cercare quantomeno di trovare delle soluzioni. Quali sono secondo lei gli ostacoli?
che potrebbero esserci? Perché qua stiamo parlando, lei diceva, della privacy e non è una cosa poco conto. La privacy, il problema è che ci confrontiamo con la classica rete burocratica in cui poi alla fine non si sa il sistema di chi è la competenza, perché la regione chiaramente dice dipendiamo perché è l'INPS che eroga, cioè chi va in NASPI eccetera è la sede centrale, e se questa non porta neppure alla regione nomi e cognomi, la regione si trova di fronte a una difficoltà. L'assessore ci diceva che il suo tentativo era di superare, ma in che modo? Perché ci ha anche dato una prima indicazione. Sì, lei diceva anche di andare direttamente all'INPS a prendersi direttamente, dopodiché fare loro le schedature di tutte le persone tramite una divisione per i centri per l'impiego. Anche l'assessore ha veramente delle serie difficoltà, cioè sembra impossibile che un sistema quasi banale sia tecnicamente bloccato. Sì. Ci danno il sospetto che a qualcuno vada bene così, qualcuno ne approfitti. Non ci devono dare questi sospetti. Infatti, possiamo averlo però. Allora, riflettiamo un po' su questo, andiamo in pubblicità di nuovo e poi torniamo con voi.